Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo di un gesto che facciamo ogni estate senza pensarci: prendere un gelato e camminare per strada, con quella forma triangolare di cialda croccante tra le dita. Lo facciamo come se fosse sempre stato così, come se il cono fosse sempre esistito. Ma chi ha pensato per primo che il gelato poteva stare in mano, senza piatti e senza cucchiai? E perché il mondo ha quasi dimenticato il nome di quell'uomo? Questa è la storia di Italo Marchioni, un emigrante veneto che con farina, zucchero e una grande idea cambiò per sempre il modo di mangiare il gelato nel mondo. La nostra storia inizia tra le montagne del Cadore, nella provincia di Belluno, nel nord-est dell'Italia. Era una terra bellissima, con boschi alti e cime innevate, ma anche una terra povera, dove il lavoro era poco e il futuro sembrava sempre lontano. Come molte famiglie della zona, la famiglia Marchioni non aveva molto da offrire ai figli. Così, a poco più di 20 anni, Italo decise di fare le valigie e partire verso l'ignoto. Lasciare casa era doloroso, ma restare significava non avere nessuna speranza di cambiare le cose. Negli anni 90 del XIX secolo, Italo attraversò l'oceano e arrivò in America. Prima si fermò a Filadelfia, città grande e piena di vita, dove cercò lavoro come poteva. Poi si spostò a New York, la città che in quegli anni sembrava contenere tutte le promesse del mondo. Per un giovane veneto senza denaro e senza conoscenze, la strada più facile era quella del commercio ambulante. E Italo trovò il suo posto in quella città caotica e affascinante. Vendere gelati agli angoli delle strade, tra la folla che camminava veloce. Il suo posto preferito era Wall Street, il cuore finanziario di New York, dove ogni giorno passavano centinaia di persone, di fretta tra grandi edifici e il rumore della città. Lì, con il suo carretto, Italo vendeva gelati freschi a chi aveva voglia di qualcosa di dolce durante la pausa dal lavoro. Era un piccolo commercio, ma era suo. Ogni mattina usciva di casa con il carretto carico e ogni sera tornava con qualche moneta in tasca. Non era ricchezza, ma era abbastanza per vivere. Eppure, ogni giorno qualcosa lo disturbava. Il problema erano i bicchierini. Per servire il gelato, Italo usava piccoli bicchieri di vetro, quelli che in inglese chiamavano penny licks, perché costavano 1 centesimo e si leccavano dall'interno. Ma questi bicchieri erano fragili, si rompevano facilmente e soprattutto sparivano. I clienti li mettevano in tasca e se ne andavano senza restituirli. Ogni giorno Italo perdeva qualche bicchiere e ogni giorno, tornando a casa la sera, si ritrovava a pensare che ci doveva essere una soluzione migliore, qualcosa che non si potesse portare via, perché una volta usato non esisteva più. Era il 1896 quando Italo iniziò a sperimentare con un'idea concreta. Se il contenitore doveva essere commestibile, doveva essere fatto di qualcosa di dolce, leggero e abbastanza solido da reggere il gelato senza rompersi subito. Italo cominciò a lavorare con cialde sottili, impasti di farina e zucchero cotti in stampi caldi. All'inizio i risultati non erano perfetti. Alcune cialde erano troppo morbide, altre troppo dure, altre ancora si rompevano appena ci metteva il gelato sopra. Ma ogni tentativo gli insegnava qualcosa di nuovo e lui non smetteva di provare. Con il tempo Italo
riuscì a costruire degli stampi fatti a mano che permettevano di dare alla cialda una forma precisa. La forma che scelse non era un piatto, non era una tazza, era un cono, un triangolo che si stringeva verso il basso e si apriva in cima, perfetto per tenere il gelato dentro e per stare comodo tra le dita. Era una forma elegante nella sua semplicità e funzionava. La cialda era croccante, leggera, dolce al punto giusto e scompariva insieme al gelato senza lasciare niente da lavare o da buttare. Il successo fu immediato. I clienti di Wall Street amavano la novità. Non dovevano restituire niente, non dovevano aspettare e potevano camminare mangiando il gelato senza imbarazzo. Italo vide che la domanda cresceva ogni giorno e capì che quella piccola invenzione poteva diventare qualcosa di molto più grande. Decise allora di costruire una vera fabbrica, non più solo un carretto e degli stampi fatti a mano. Si trasferì a Hoboken, nel New Jersey, appena dall'altra parte del fiume Hudson rispetto a New York, e aprì la sua prima officina per produrre coni e cialde in quantità. Nella fabbrica di Hoboken, Italo costruì macchine sempre più efficienti. Non si accontentava di fare le cose come le aveva sempre fatte. Cercava sempre un modo per produrre di più velocemente e con una qualità costante. In quegli anni la produzione industriale stava cambiando tutto e Italo capì che anche il suo piccolo cono doveva seguire quella strada. Ogni miglioramento della macchina significava più coni, più clienti, più guadagno. E ogni cono venduto era la prova che la sua idea non era una pazzia, ma qualcosa di reale e utile. Per questo, nel settembre del 1903, decise di proteggere quella idea. Presentò domanda di brevetto alle autorità americane. Pochi mesi dopo, il 13 dicembre, Italo Marchioni ricevette ufficialmente la patente americana. Era il riconoscimento legale di qualcosa che lui aveva costruito con anni di lavoro, di tentativi e di piccole soddisfazioni quotidiane. Quella patente non brevettava solo un oggetto, brevettava il macchinario che permetteva di produrlo in modo preciso e ripetibile. Un ragazzo del Cadore, arrivato in America senza niente, aveva appena registrato un'invenzione che avrebbe cambiato il modo di mangiare il gelato in tutto il mondo. Al centro di questa vicenda c'era una grande fiera. Nel 1904 la città di St. Louis, nel Missouri, ospitò la Fiera Mondiale, uno degli eventi più grandi e spettacolari di quegli anni. Venivano persone da tutto il paese e da tutto il mondo per vedere le ultime novità, assaggiare cibi nuovi e meravigliarsi davanti alle invenzioni del futuro. Tra i tanti venditori presenti c'era anche Ernest Hamwi, un commerciante siriano che vendeva zalabia, una specie di cialda sottile e croccante tipica della cucina del Medio Oriente. Quel giorno di estate, il venditore di gelati si ritrovò senza piatti. I clienti erano tanti, il caldo era forte e le coppette erano finite. Fu allora che Hamwi ebbe un'idea. Prese una delle sue cialde calde, ancora morbida, e la arrotolò velocemente formando un cono. Lo diede al venditore che ci mise dentro una pallina di gelato. I clienti erano contenti, il problema era risolto e quella scena semplice e improvvisata diventò la leggenda del cono di gelato. Era una storia bella, immediata, facile da raccontare e il mondo la ricordò. Il problema era che Italo Marchioni aveva già il brevetto da quasi un anno. Ma la storia di Hamwi alla fiera di St. Louis
era più drammatica, più visiva, più facile da ricordare. Milioni di persone avevano visto o sentito parlare di quel momento alla fiera. Nessuno conosceva la fabbrica di Hoboken. Nessuno sapeva del brevetto del dicembre 1903. Il nome di Italo Marchioni restò nelle carte legali, nei documenti ufficiali, mentre il nome di Hamwi circolava nelle conversazioni, nei giornali, nella memoria popolare. L'inventore vero rimase nell'ombra. Italo non si arrese. Uscì i suoi diritti e iniziò una serie di battaglie legali contro chi produceva coni senza pagargli niente. Ma le cose si complicarono presto. Nel 1913 un tribunale del New Jersey dichiarò la sua patente non valida, sostenendo che il suo macchinario era troppo simile a quello brevettato nel 1902 da Antonio Valvona, un socio in affari della sua stessa famiglia. Per Italo fu un colpo duro. Anni di lavoro, di investimenti, di speranze legali si concludevano con una sentenza che lo metteva nello stesso piano di chi lui aveva cercato di battere in giudizio. Eppure qualcosa di straordinario stava accadendo fuori dalle aule dei tribunali. Mentre Italo combatteva le sue battaglie legali, il cono di gelato si stava diffondendo in tutto il paese a una velocità sorprendente. La sua invenzione, con o senza il suo nome, stava conquistando l'America. Ogni estate, in ogni città, sempre più persone mangiavano il gelato così, in quel modo semplice e comodo che lui aveva immaginato anni prima per le strade di Wall Street. La disputa legale era una sconfitta, ma quella storia non era ancora tutta da scrivere. Nei decenni successivi, il cono di gelato diventò uno dei simboli più riconoscibili dell'America moderna. Negli anni '20, le fabbriche lavoravano senza sosta per soddisfare una domanda che cresceva ogni anno. Solo nel 1924, negli Stati Uniti, si produssero 245 milioni di coni. Era un numero enorme, quasi impossibile da immaginare. Ogni estate, nei parchi, per le strade, fuori dai cinema, la gente mangiava gelato in cono. Quella forma triangolare era diventata naturale, ovvia, come se fosse sempre esistita. E Italo, dalla sua fabbrica di Hoboken, guardava quel mondo che lui aveva contribuito a creare. Italo continuò a lavorare per anni, anche dopo la sconfitta in tribunale. Non smise mai di produrre coni e cialde, non smise mai di cercare di migliorare i suoi macchinari. Viveva a Hoboken con la sua famiglia, circondato dai rumori della fabbrica e dai profumi dolci delle cialde calde. Era un uomo tranquillo, laborioso, come tanti emigranti italiani che avevano costruito qualcosa in America con le proprie mani e con molta pazienza. La sua soddisfazione era nel lavoro, non nella fama. Con il passare del tempo, il cono attraversò l'oceano e arrivò anche in Europa. In Italia arrivò negli anni '30, portato da produttori stranieri che avevano visto il successo americano. Piano piano entrò nelle gelaterie italiane, che lo adottarono come il modo naturale di servire il gelato da passeggio. Era curioso. Un'invenzione nata da un italiano emigrato in America tornava in Italia come qualcosa di nuovo. Il cono aveva fatto il giro del mondo senza perdere niente della sua semplicità originale, quella forma essenziale che Italo aveva pensato decenni prima. Gli anni passarono e Italo invecchiò tra le sue macchine e la sua famiglia. Nel 1954, a 86 anni,
chiuse gli occhi per sempre nella città che lo aveva accolto tanti anni prima. Lasciò la moglie Frances e 6 figli. Quello stesso anno, il New York Times pubblicò un articolo in sua memoria, riconoscendolo come il creatore del cono di gelato. Era un riconoscimento tardivo, arrivato quando non poteva più goderselo davvero. Ma era la verità. Oggi il mondo mangia gelato in cono ogni estate, in ogni angolo del pianeta. Milioni di coni vengono prodotti ogni giorno in fabbriche automatiche che lavorano senza fermarsi. Ma nelle gelaterie artigianali d'Italia, quella stessa forma semplice e croccante torna tra le mani di chi ha scelto di fare il gelato con cura, con ingredienti freschi, con il rispetto di una tradizione che viene da lontano. Ogni volta che qualcuno prende un cono e cammina per strada in un pomeriggio d'estate, sta portando con sé un pezzo di storia italiana, quella di un giovane veneto che con farina, zucchero e una grande idea cambiò per sempre il modo di mangiare il gelato nel mondo. Così finisce la nostra storia di oggi. Un bicchierino rotto, un cliente che se ne va senza pagare, una frustrazione semplice e quotidiana. Da lì è venuto fuori qualcosa che il mondo usa ogni giorno, senza sapere chi lo ha immaginato per primo. Le idee più grandi spesso cominciano così, con un problema piccolo e concreto che una persona non riesce a smettere di guardare. A volte il nome di chi inventa qualcosa rimane nelle carte, nei brevetti, nei documenti di un tribunale, mentre la storia popolare sceglie un'altra versione, più drammatica, più facile da raccontare. Ma questo non cambia i fatti. Italo Marchioni, figlio del Cadore e abitante di Hoboken, ha tenuto tra le mani un'idea che il tempo ha trasformato in qualcosa di universale. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.